quarta nel nostro calvario, nella nostra chiesetta di Santa Maria Maddalena. Ancora una volta in piazza, pronti per il tiro, corda alla mano, banda rossa al centro. Oggi c'è appunto il 35esimo tiro alla fune che verrà fatto finalmente sul ponte di nuovo, perché ci eravamo trasferiti in piazza negli anni passati e niente, abbiamo messo delle platee per far vedere alla gente anche meglio il tiro e farselo godere di più, e infatti abbiamo anche posizionato delle bandiere nel paese per fare risentire un po' di più quello che c'era, l'atmosfera di sfida che c'era una volta. Sì, una manifestazione storica, bene dicevi, è una manifestazione che per quest'anno ritorna sul suo luogo d'origine, cioè sul ponte, proprio a manifestare questa dualità del paese, questa divisione che però allo stesso tempo è anche un'unione, cioè questa differenza che il fiume Soligo traccia nel nostro territorio e che poi terminerà con una grande festa. Siamo pronti per questa sfida, 35esima edizione del tiro alla fune qui a Pieve di Soligo. Sì, siamo nati pronti. Sarà sicuramente una bella tirata perché gli altri sono forti, ci siamo allenati insieme per 2 o 3 settimane, però sono sicuro dell'esito. Grazie. E per le televisori! Siamo pronti per questa sfida, 35esima edizione. Assolutamente. Come la vedete, siete pronti? Sì, c'è stata una bella preparazione dietro, pensiamo di avere una squadra molto preparata e niente, lasciamo tutta la sorte adesso. Quest'anno si torna sul ponte. Sì, finalmente dopo che è stato messo a posto e niente, è una bella occasione. Lascio parlare. Vuole aggiungere qualcosa? Un saluto? Ma no, diciamo che spero che il Contà si ripeta dopo la buona prestazione dell'anno scorso e vinca il migliore. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie. 2, 1. Nominati i ragazzi, l'arbitro dice corda alla mano. E comincia così questa nuova edizione. Ancora una volta in piazza, pronti per il tiro, corda alla mano, banda rossa al centro.
sono le partigianerie del Trevisan. Scatta l'applauso per i ragazzi del Contà. Sì. Il Borgo Stolfi, il Cao de Villa, l'antica contrada e il Patean, il borgo dove da sempre si celebrano le tradizioni e si sostiene la laguna. Alessio Ferrari, capitano indiscusso della squadra del Trevisan. Con la Pieve del Contà, sentiamo il vostro urlo dopo il tiro alla fune 2017. Con la Pieve del Trevisan, il tiro alla fune 2017 è vostro, sentiamo l'urlo!